Ad Este, nel weekend del 9 e del 10 giugno, si è svolto il tradizionale appuntamento con la testina Superbike. La manifestazione è stata preceduta dalla festa dell'Avis di Este, che ha riempito il centro della città, sensibilizzando i numerosi spettatori sulla donazione di sangue. L'Avis Comunale di Este, come per l'anno precedente, si è impegnata per fare un'azione di promozione e sensibilizzazione del territorio comunale e poi allargato anche alla provincia di Padova. Avis come associazione impegnata nella raccolta sangue, ha dei servizi trasfusionali, anche delle unità di raccolta sangue nel territorio gestite direttamente dall'associazione, e quindi l'azione che facciamo nel territorio è di far sì che ci sia un aumento di donazioni e di donatori nel lungo e medio termine. Sul palcoscenico in Piazza Maggiore si sono esibiti direttamente da Zelig, Paolo Migone, Andrea Vasumi e Max Galgani, seguiti dal pluricampione di bike trial Alberto Limatore. Quello che con la bicicletta è di un bravo. 7 anni che vince i mondiali e non ha ancora il sellino, glielo compriamo? L'Avis organizza tutto l'anno eventi di rilevanza territoriale per i soci e per le campagne di sensibilizzazione. A settembre avremo quella che per noi è un po' il fiore all'occhiello della nostra comunale, che è la festa sociale, che mediamente coinvolge ogni anno un 400-500 volontari. Ringrazio tantissimo l'amministrazione comunale che mi ha dato un grandissimo aiuto nel realizzare questo evento. Ringrazio anche tutti gli sponsor che ci hanno supportato. La piazza si sta riempiendo e speriamo sia una bella serata, soprattutto perché quello che stiamo facendo questa sera non è per noi, ma è per qualcuno che non sta bene come noi. Ospite della serata è stato Gianluca Barbieri, organizzatore della testina Superbike, che ha anticipato numeri e novità del percorso 2012. Le novità prima di tutto sono sul percorso, perché abbiamo levato il mitico muro del 27% e anche altri 2 punti, e poi la più grande sorpresa è anche la conferma del passaggio all'interno del castello e l'arrivo in centro a Este. Pensiamo che ci sono 198 abbonati al circuito Italia MTB Award e tutti gli altri sono venuti a spot per correre la testina. Vuol dire che ci sono circa 600 persone che sono partite da tutta Italia, perché ricordo che c'è gente anche dalla Sicilia, dalla Sardegna, dall'isola d'Elba, dall'Abruzzo, che sono venuti a Este, e quindi per me è una grandissima soddisfazione. A chiudere lo show è arrivato Alberto Limatore, 14 volte campione italiano di bike trial e detentore di diversi record mondiali, che ha dato un assaggio delle sue doti di atleta di bike trial sul palco e, la mattina successiva, ha intrattenuto il pubblico della testina Superbike dopo la partenza dei bikers. Non tutti conoscono il bike trial, che disciplina è? Il bike trial è uno sport individuale dove con una speciale bicicletta bisogna cercare di superare degli ostacoli, mettendo il minor numero di volte il piede a terra o cercando di non cadere. Possono essere naturali o artificiali, e su questo si basa un po' lo sport. Ci sono vari campionati a livello nazionale, a livello europeo e anche a livello mondiale. E ci vuole tanto equilibrio, ci vuole forza, però ci vuole anche tanta concentrazione, per cui è uno sport molto completo, sia di resistenza però anche di scatto, quindi molto impegnativo. E tu come hai iniziato? Io ho iniziato da piccolino, avevo 7-8 anni, mio papà faceva trial con la moto. Io ero ancora piccolo per andare in moto, quindi per cercare di emularlo ci trovavamo noi ragazzini e tentavamo di imitare i nostri genitori appunto nel fare trial. 14 volte campione italiano, vincitore di Coppa del Mondo, Coppa dei Campioni, Coppa Italia. Ormai hai vinto di tutto. Prossimi obiettivi? Obiettivi ne ho parecchi. Quest'autunno ho in mente un nuovo Guinness dei primati che verrà fatto allo Show dei Record, dove sarò io contro un americano, un ragazzo americano molto più giovane di me, di 20 anni, dove tenteremo di battere questo record di salti della corda con la bicicletta. Quindi bisognerà cercare di fare il maggior numero di salti possibile in 1 minuto con la bicicletta della corda, con 2 persone che gireranno la corda, quindi sarà una cosa interessante. Oltre al record da battere, che è di 39 salti in 1 minuto, ci sarà anche la sfida con questo americano per vedere chi ne fa di più e quindi chi entra nel Guinness. Cosa consiglieresti ad un ragazzo che volesse seguire le tue orme? Intanto consiglierei di farlo perché è una disciplina veramente bella, molto completa. Io sono 20 anni che la pratico, ancora non sono stufo perché comunque c'è sempre da mettersi in gioco, comunque ci sono sempre tecniche nuove da imparare. Poi è una disciplina anche poco costosa, se vogliamo, perché una volta fatto l'investimento della bici poi non è costosa, è uno sport appunto completo, quindi consiglierei di farla con gradualità, fare le cose quindi gradualmente, non buttarsi, pensare sempre un po' alla sicurezza, protezioni, casco, guanti eccetera, e magari anche fare dei corsi. Io faccio dei corsi sia appunto di trial per ragazzini, proprio si parte da ragazzini dai 6 anni in su, diciamo,
fino anche a chi fa mountain bike, dove insegno anche tecniche di guida con la mountain bike, superare un ostacolo che si trova sul percorso, affrontare una discesa ripida, fare una curva stretta, quindi anche per adulti. Un saluto quindi a tutti gli spettatori di Pianura News TV e seguitemi anche sul mio sito www.albertolimatore.it. Ciao! La quinta edizione di Atestina Superbike si è chiusa con la vittoria del danese dell'Elettroveneta Coratec Soren Nissen. Stefania Zanasca è stata prima fra le donne per il secondo anno consecutivo. L'appuntamento con il grande spettacolo della Testina Superbike è per il 2013 con la sesta edizione e nuove sfide per tutti i bikers.